losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Una roba perché prima no non ho voluto niente, non ho voluto vabbè. Eccola qua. Cosa? O altro. No. C'è questo se. Non veniva qua. Aspetta che il fai pit. Quella giornata di merda. Ciotti? Lasciala qua così. Va verso chi roccia? Taimi. Cosa? E poi già guarda non sa stare. Va a cagare. Insegnami come fare. Aspetta che le do un secondo curata. Abbiamo un cormorano adesso. Magari c'è una pezza. A te in culo, sì. Guarda che casino.
abbiamo avuto un piccolo inconveniente con la barca. Se non c'era Paolo restavamo no, restavo io no, perché si etichetta che trova il problema. Vabbè, abbiamo trovato il problema, eravamo senza corrente. Quindi praticamente abbiamo fatto proprio 2 lanci di numero a spinning, ma adesso andiamo a Canulicchi perché sennò qua è brutta la giornata, è già partita male. Dai, vediamo come cava. Comunque la laguna è sempre la laguna, ragazzuoli. A Padova, Colli Ugani. Quella è, sì, non so se vedete in fondo, sono i Colli Ugani. Vabbè, andiamo. Sì. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things Ecco are not ragazzi, the same. Paolo all'opera, mette il sale sui buchi, vedete, sulla sabbia. Una volta si aspetta che vengano fuori, quando stanno spingendo verso fuori si prende e si tira, così vengono fuori. Queste sono le capolunghe. Eccolo qua, vedete? Quantitativo di sale è 1 chilo a testa, ragazzi, quindi la bottiglia è 1 chilo e siamo quasi al termine. Questo è il pescato e adesso ce ne andiamo perché siamo arrivati alla quantità giusta. Vedete il sale, vedete? E lei piano piano esce, vedete? Spinge, aspetta Paolo, dopo questo, ecco, lei si tira su piano piano. La cattura del mitico Canulicchio. Ecco, adesso ce ne andiamo a mangiare, vero Paolo? Cosa dici? Ce ne andiamo a mangiare e dopo ci sentiamo per la chiusura verso stasera. Andiamo a farci un giretto in laguna, proviamo 2 lanci spinning e vediamo. Niente, basta. Devo far vedere un altro. Guarda, prova qua Paolo, guarda. Questi 2 buchi qua, facciamo vedere. Questi, aspetta, questi sono i buchi, vedete? Vedete il sale? Adesso vediamo. Vengono fuori. Vedete? Stanno uscendo. Eccoli qua, vedete? E si prendono. 1 e 2. C'è altra gente, vedete? Siamo sulla secca. Paolo è contento perché così porta a casa qualcosa per mangiare oggi. Anche questi. Quelle sono le cappe rigate, sono buone, lo stesso ottime per i risotti. Ecco ragazzi, ci sentiamo più tardi. Paolo ha sete, vedete, ha preso un morto. Adesso cominciamo. Ecco, se cominciamo, siamo un po' stanchi, abbiamo fatto mezza laguna oggi. Cosa dici? Dura. Siamo più no, lui ha bevuto di più. No, io ho bevuto una birretta, ma no. Allora, abbiamo pulite le capelonghe. Mi raccomando, quando dovete pulirle
prendete un rettino come questo, le buttate dentro e c'è tanta acqua da mischiarle da mischiarle quindi li lavate bene e poi prendete l'acqua per casa e le buttate sull'acqua sempre prese dal mare, dalla laguna, e su un secchio le stendete, che così loro si depurano per una notte e dopo le mangiate. Vero Paolo? Adesso ce ne andiamo a casa perché siamo cotti a puntino. Spero che il video vi sia piaciuto, vero? Ah, tu fatto vedere? Sì, sì, vabbè, quelli di prima, neanche mezzo secchio, sarà 2 kg a testa. 2 kg a testa più o meno. La bilancia non ce l'ho di sicuro. Più o meno, dai ragazzi, Oggi 2 è kg a oggi. testa e... Sì, ovvio, mi 3 kg e 1 kg. Sì, è chiaro. Comunque sì, lui spera, ma non è proprio così. Niente dai, spero che il video vi sia stato utile, interessante. Se avete qualche domanda scrivetemi, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale, vero? Lo dico sempre, ma bisogna, insomma. Mi sono iscritto. Lui è iscritto. Uno, mi. Ciao ragazzi. Ciao.